Ha commosso la Marca intera il dramma della mamma morta 3 ore dopo aver dato alla luce il suo quinto figlio, stroncata da un tumore al seno scoperto appena 10 giorni prima. Eccola mentre sorride, felice e bellissima, vestita da sposa il giorno del matrimonio, o nel video mentre mostra allegra e sorridente le treccine. Marie-Louise aveva 39 anni, 4 figli ed un bimbo in arrivo. Originaria del Camerun, la famiglia era in Italia da una ventina d'anni, perfettamente integrati nella comunità del Vittoriese che li aveva accolti e dove i coniugi avevano suggellato anche davanti a Dio la loro unione sposandosi in chiesa. Ma dalla gioia più grande, in pochi giorni la famiglia è precipitata nel dramma, la scoperta di un tumore con metastasi diffuse. Marie-Louise è stata ricoverata al Cafoncello il 17 ottobre, alla 26esima settimana di gravidanza. I medici hanno tentato di tutto per salvarla, ma la situazione è precipitata. Sabato notte il cesareo, 3 ore dopo la donna è spirata. La nostra speranza era che almeno si riuscisse a farglielo avere in braccio, ecco, che lei potesse prenderlo e almeno vederlo e stare insieme per un periodo. Purtroppo così non è stato, anche se abbiamo tentato l'impossibile per cercare di arrestare la progressione di questa malattia. Nei giorni di degenza Marie-Louise si è fatta voler bene da tutti. Era lei a infondere coraggio ed ha lottato fino all'ultimo con ogni sua forza. Alla fine sembra quasi tutto sia andato proprio in questa strada, che lei abbia voluto, ecco, portarlo quanto più possibile avanti per farlo nascere e poi abbandonarsi e dire il mio dovere di mamma, ecco, l'ho fatto e adesso posso anche finire. Una tragedia che ha commosso tutto l'ospedale, ma non solo. Per aiutare questa famiglia e questo papà rimasto con i suoi 5 bambini si sta attivando una rete di solidarietà. ULSS, Comune, Caritas si stanno mobilitando per sostenerli in questo momento così difficile. Intanto tutti fanno il tifo per il bimbo di Marie-Louise, ricoverato in patologia neonatale. Il piccino, compatibilmente con la prematurità, sta bene e a lui la sua mamma ha voluto dare un nome speciale, insolito per la famiglia, che solo ora ha capito. Il papà ci ha raccontato che il nome che hanno messo a questo bambino, che voleva la mamma, ecco, era Renato, e il significato, ecco, che lei dava a questo nome era che tu sarai, diceva sempre quando era in pancia, tu sarai la mia rinascita. E il papà non aveva mai capito, ecco, bene questo, ci scherzava sopra, e adesso questi giorni, quando è successo questo, ha detto: ho ripensato molto al nome e a questo significato di rinascita e ho capito che era un messaggio che probabilmente mia moglie voleva darmi.